Il teatro naturale in cui si pone il Sacro Monte di Varese è quello delle Prealpi e della Lombardia occidentale. Dalle cime innevate del Canton Ticino si distendono alla pianura lunghi crinali che ritmano la sequenza delle vallate percorse fin dall'età dei Romani dal traffico degli uomini e delle merci. Sul monte, a guardia della pianura in cui giace Varese, sede di un millenario mercato, sta il borgo di Santa Maria, come sospeso sopra i sottostanti laghi che illuminano la pianura lombarda. Antiche stampe ci documentano come questo monte divenne sacro trasformandosi nei primi anni del Seicento in una preghiera monumentale. Si allestì una specie di cittadella sacra, con la poderosa porta d'ingresso custodita dalla Madonna col Bambino per meglio affermarne il culto di fronte agli eretici protestanti. Progettista della fabbrica del Rosario fu il varesino Giuseppe Bernasconi, direttore dei lavori e peritissimo idraulico. Fu lui a condurre lungo gli aridi fianchi del monte la preziosa acqua perché servisse in opportune fontane ai lavori e ai pellegrini. In questa, che è la prima, spicca, seppur frammentaria, l'immagine di padre Giovanni Battista Aguggiari, il cappuccino monzese ideatore e promotore della fabbrica. Nelle cappelle, di schietta architettura rinascimentale classicheggiante, diverse statue in terracotta dipinta sono messe in scena per animare i misteri del Rosario. Attraverso vedute obbligate, sigillate da splendide inferriate, si contempla l'Annunciazione della Vergine, che sotto il volitante segno dello Spirito Santo fa rivivere il messaggio portato dall'Arcangelo Gabriele. Intorno a lei la stanza è arredata in modo da sembrare una comune camera da letto, nella quale il fedele del tempo poteva agevolmente ritrovarsi per cogliere l'attualità del disegno divino. Su per il grande vialone, allestito con meticoloso e prodigioso mestiere dai selciatori lombardi, si giunge alla seconda cappella della Visitazione di Maria a Elisabetta. L'interno non prende luce da finestre, è illuminato dagli affreschi del comasco Paolo Ghianda, che li eseguì nel 1624. Tra scene angeliche e vedute su ariosi paesaggi si anima festosamente il momento della visitazione. E l'incontro fra Maria e la cugina Elisabetta viene dato in un contesto di personaggi diversi, tutti verosimili, presi nel loro atteggiamento più naturale. Lungo la strada che porta alla terza cappella si coglie un'ariosa prospettiva sulla pianura, il Sacro Monte e anche una preghiera che si recita nella natura. Si sale inesorabilmente calamitati dalla rutilante fuga in Egitto, dipinta nell'autunno del 1983 da Renato Guttuso sulla parete che fiancheggia la cappella, nella quale si contempla il mistero della Natività di Gesù. Gli affreschi del nuvolone ci introducono nella cappella, dove il mistero della Natività viene cantato da una volta celeste, animata da angeli che scendono a posarsi sul povero tetto della capanna.
attorno al bambino, adoranti, a rispettosa distanza dalla madre, stanno i pastori. È una festa dei poveri, per gli umili, per trasferire il più alto momento della redenzione tra i contadini e i pastori del Seicento. Le eleganti forme affrescate dal nuvolone per raccontare il sogno di Giuseppe, avvertito dall'angelo di fuggire in Egitto, ci riaccompagnano all'aperto, dove il morale di Guttuso ambienta nei tempi nostri il dramma di una fuga dal dolore, dalla persecuzione, dalla morte. Nella quarta cappella, mani vandaliche hanno distrutto le statue che lo scultore Francesco Silva aveva eseguito nel 1617. Mani pazienti e abili le stanno ricomponendo perché tornino ad essere quelle che la documentazione fotografica di archivio ci ha fatto vedere. Boscaglie cresciute senza controllo soffocano in parte le vedute delle cappelle dal monte e dalla pianura, da dove il viandante poteva essere richiamato al Sacro Monte. Ma la salda trama dei ciottoli della via sacra è ancora lì ad allestire il fondamento sul quale ciascuna di esse cresce secondo i ritmi impressi dall'architetto Bernasconi in mirabile accordo con la natura circostante. Alta, imponente come il Tempio di Gerusalemme, si impone la quinta cappella. Il mistero vi prende avvio con l'ingresso in scena della Vergine seguita da Giuseppe. I genitori, attoniti, trovano il giovane Gesù nel Tempio, intento a confondere i dottori. Tutt'intorno, dentro e fuori, cresce l'animazione. La disputa diventa dialogo, curiosità, scoperta di straordinarie consonanze formali, presa di coscienza del turbamento dei soloni, dei conoscitori della legge, di fronte alla serenità di Gesù, forte della sapienza divina. Con l'ultimo dei misteri gaudiosi si chiude la prima cinquina del rosario. C'è una pausa per chi sale e la segna il grande arco sul quale spicca la statua di San Carlo, il fiero sostenitore della riforma cattolica tridentina. Gli sta accanto la bella fontana progettata dal Bernasconi. Al di là del secondo arco iniziano i misteri dolorosi.
si vede impiantarsi sul fondo la dimessa sagoma della sesta cappella dell'orazione di Cristo nell'orto di Getsemani. Giuda, il traditore, si è portato dietro i soldati. Addita loro il Cristo che solo prega intensamente, dolorosamente il Padre perché gli allontani l'amaro calice. Mentre gli apostoli dormono, cresce l'entrante tumulto dei soldati. E la rappresentazione punta tutto sulla figura di Giuda, che sembra avvitarsi su se stesso per collegare le due scene, mentre stringe la borsa dei 30 denari che l'hanno perduto. Tra la sesta e la settima cappella si apre una piccola grotta che è del tutto estranea al percorso dei misteri. Vi si esaltano le immagini delle beate Giuliana e Caterina, le due romite ambrosiane che per prime abitarono il monte, nel pieno del 400, conducendovi una vita di preghiera e di dura penitenza. Illuminate nella loro esemplare esperienza dalla luce dello Spirito Santo, ingenua cometa applicata nel povero cielo della grotta. Arrivando alla settima cappella si lascia il versante del monte che dà ad oriente e si prende quello occidentale. Il nitido cilindro della sua architettura fa svolgere attorno a sé l'ampio giro del vialone che ora punta diritto verso il borgo di Santa Maria. Sulla facciata spicca lo stemma dei Litta, quei nobili milanesi che diedero pronto denaro perché la cappella si compisse prima fra tutte nel 1609 e nel modo più splendido possibile. Un Litta in preghiera assiste alla flagellazione del Cristo sotto una volta animata da angeli che recano i simboli della passione. Cristo, nella splendida statua in terracotta del luganese Martino Retti, si avvita sotto i duri colpi dei suoi torturatori. Sulle pareti che fanno da sfondo alla drammatica impostazione scenica, gli straordinari affreschi del Morazzone illustrano, come in un flashback, gli antefatti della flagellazione. Il Cristo davanti a Caifa, la scelta del Barabba, la spoliazione di Gesù. Man mano che si sale, nella veduta delle cappelle si inquadra anche l'alto borgo di Santa Maria. È il caso puntuale dell'ottava, nella quale si esprime il mistero della coronazione di spine. La scena è centrata sotto una mirabolante architettura affrescata alla barocca, un vero e proprio teatrino di corte, dal quale dei curiosi contemplano l'avvenimento. I restauri recentissimi hanno riconsegnato alla luce i colori e le forme originali delle statue del Silva, che datò anche questo intervento eseguito nei primi del Seicento. Sono emersi anche interessanti particolari di corredo, come gli esemplari d'arte minore delle alabarde dei soldati. La sequenza dei misteri dolorosi si fa sempre più incalzante e affaticante per chi sale. Ci si avvicina alla salita al Calvario e per arrivare alla nona cappella si deve affrontare un'erta scalinata. Il fedele deve partecipare al dramma del Cristo
e se lo vede squadernato per lungo attraverso 3 vedute, come in una proiezione multipla di sequenze vibranti e affollate, fra cavalieri imperiosi e donne rammutolite nel dolore e nell'angoscia. E a far da perno all'azione la straordinaria figura del Cristo sotto il peso della grande croce. Nella 10ª cappella si impianta la grandiosa crocifissione, animata dalle statue di Dionigi Bussola, eseguite attorno al 1660, quando Antonio Busca affrescò le pareti con figure in gran parte andate perdute. È una scena concitata, di massa, di umanità. Tutte le figure, a loro modo, inducono alla scena centrale, alla grande croce che sta per essere innalzata. In disparte, estranei al dramma che coinvolge tutti i presenti, giocatori incalliti nel vizio e nel cuore si disputano la tunica del re dei Giudei. Con l'animo incupito dal dramma appena rivissuto, i fedeli salgono verso l'arco di Sant'Ambrogio, del vescovo di Milano, che si dice abbia cacciato da qui gli ariani. Esso segna l'esordio dei misteri gloriosi. L'11ª cappella sale alta per segnalare che in essa si contempla il mistero della resurrezione di Cristo. Tra suggestivi giochi di luce Gesù risorge. Chi dorme e chi s'atterrisce, chi non si avvede di niente e chi è impotente di fronte al prodigio. Il Cristo, sereno come quando disputava con i dottori, lascia il sepolcro destinato ai mortali. La 12ª cappella ci fa tornare sul crinale del monte che scorre lungo la vallata della Rasa. Lo stemma dei milanesi Carcano ci introduce in uno spazio che pare dominato dallo sgomento. Tutti sono schiacciati contro le muraglie della cappella. Tutti i presenti avvertono il miracolo che si sta compiendo e guardano in alto, dove lo sguardo della Madonna sale per accompagnare l'ascensione del Figlio nel cielo del Padre.
Siamo ormai sul crinale del monte. Ci si guarda indietro per prendere animo e proseguire. Dalla 12ª alla 13ª l'elevazione dello spirito tocca un altro vertice. Nella giornata di Pentecoste lo Spirito Santo illumina i discepoli, li rende apostoli, inviati nel mondo a dire il messaggio del Cristo. Ancora una volta l'architettura commenta l'episodio, racchiudendo e condensando la scena attorno al suo asse centrale, quello segnato dalla colomba dello Spirito Santo, che riassume in sé la volontà divina. Un'erta scalinata ci fa intendere che dobbiamo lasciare la strada acciottolata, distaccarci dalla terra, avvicinarci a un mistero che porta in alto, l'assunzione della Beata Vergine. Ci si vede dentro una tomba miracolosamente svuotata del corpo di Maria, che la pietà popolare avrebbe poi detto ricolmata di fiori. Gli apostoli non sanno che dirsi, manifestano diversamente stupore e devozione. La Vergine sale in un cielo affrescato da glorie angeliche dipinte nei primi del Settecento dal Legnani e dal Gilardi. Volgendosi intorno ci si avvede d'essere ormai saliti in alto, sopra la pianura di Varese, di stare a mezzo fra terra e cielo. Il santuario è vicino e l'autocentesca fontana del Mosè sigilla l'ultima rampa della grande via sacra tracciata a fatica sul versante duro del monte. Nel segno perenne dell'acqua che disseta e dà vita eterna si scopre sull'alto sagrato posteriore del santuario uno splendido pozzo puramente decorativo della fine del Cinquecento. Sui tetti delle case del borgo si innalza la torre campanaria, lasciata incompiuta per evitare i fulmini. Davanti al santuario si levano le alte muraglie inaccessibili della clausura. Di fronte invece le porte della chiesa si aprono per accogliere i pellegrini che sono giunti a contemplare l'ultimo mistero, quello dell'incoronazione della Vergine Maria. La statua di una Madonna nera, come quella di Loreto, si presenta nel grandioso ostensorio dell'altare barocco. È un segno visibile che si riannoda ad un altro, celato proprio sotto il pavimento del santuario. Sotto l'altare barocco, infatti, girano le forti, rustiche volte a crociera della cripta romanica. È il cuore antico del santuario, che risale al 1000. Alle pareti stanno toccanti pitture trecentesche, tra le quali spicca un'ingenua natività fasciata di amore e di luce, e che ci riporta, al di là delle antiche porte e strutture della cripta, a quell'altra, osannata all'aperto, lungo le pendici del Sacro Monte, sotto il cielo delle Prealpi Lombarde.